Al Move Hotel di Mogliano Veneto si sono riuniti i rappresentanti di tutta Italia di Federperiti per fare il punto della situazione riguardo le politiche del governo Monti. Vediamo il servizio. Si sono incontrati sabato 10 novembre gli esponenti di Federperiti, il ramo che appartiene alla Confedertecnica e cura l'interesse della professione dei periti industriali. Si sono ritrovati per fare il punto sulla situazione attuale, in seguito anche alla riforma delle nuove professioni messa in atto dal governo. I rappresentanti di tutte le zone d'Italia hanno dibattuto sulla professione del perito nel nostro paese ed espresso la volontà di entrare al più presto in Europa, allargando in questo modo le loro possibili occasioni. Presidente, oggi avete organizzato un congresso molto importante. Qual è il ruolo della vostra organizzazione, soprattutto in questo momento, e le vostre responsabilità in relazione anche alla nuova riforma delle professioni? Allora, la cosa è abbastanza complessa. Noi stiamo, come sindacato, parte sociale, stiamo cercando di aiutare la nostra categoria, che è l'area tecnica, in modo da poter andare anche in Europa, visto quello che sta succedendo. Infatti, come si stanno evolvendo queste professioni più tecniche, se si stanno evolvendo? Allora, la professione tecnica è in continua evoluzione, purtroppo però bisogna avere lavoro e speriamo che il governo incentivi la ricerca, anche perché con le nuove tecnologie poi subentriamo noi come lavoro. Si è parlato dell'importanza di fornire un'adeguata formazione a chi intenda svolgere la professione di perito industriale e soprattutto di formare i formatori per mettere in atto delle strategie che permettano di svolgere tale lavoro in modo sempre più innovativo. Confedertecnica è la casa delle professioni tecniche dove trovano asilo e sono ruote motrici 4 sindacati, Inarsind per gli ingegneri, Federperiti, Federgeometri, Federperiti per i periti industriali, Federgeometri per i geometri e Federarchitetti per gli architetti. Questi 4 sindacati esprimono tutta la potenzialità delle materie tecniche in Italia. Cosa vogliamo? Vogliamo attraversare il nuovo punto delle professioni, perché non possiamo vivere senza pensare all'Europa. I rappresentanti della Federperiti hanno analizzato le opportunità di far evolvere la propria categoria, di aumentare le partecipazioni alla stessa e guardare avanti verso l'Europa. Quali sono le trasformazioni che metterete in atto, che andrete ad affrontare? Dobbiamo affrontare di riportare la cultura e i rapporti che ci sono fra i nostri iscritti a quello che è una realtà europea molto più snella, molto più concorrenziale, molto meno burocratizzata rispetto a quella italiana. Diventa un vantaggio economico e funzionale per quanto riguarda gli utenti. Pensi che io vengo da una zona vicino alla Svizzera, là in 20 giorni si ottiene una licenza edilizia per un capannone, da noi ci vogliono degli anni. Ci deve essere anche maggiore assistenza sanitaria e le aziende meritano di essere agevolate, continuano i capi categoria. Dobbiamo fare rete e uniformarci agli standard europei per compiere delle importanti trasformazioni. Come novità c'è questa novità ormai della riforma delle professioni ed è chiaro che questo già assorbe quanto di più, insomma, nel nostro lavoro. È da rivedere un po' questa riforma delle professioni che ha dettato alcune linee, però ovviamente trova in noi anche delle criticità che abbiamo esternato e che sicuramente abbiamo posto al governo come indirizzo che vorremmo cambiare o quantomeno, insomma, modificarle in quelli che sono i percorsi. L'altro aspetto è quello di uniformarsi a carattere europeo e questo ovviamente anche per le professioni è una novità sulla quale dobbiamo noi affacciarci e cercare di trovare quell'insieme tra quelle che sono le professioni tecniche a livello europeo e quelle chiaramente nello specifico in Italia. Nonostante le nuove riforme, gli obiettivi di Federperiti sono tanti e la stessa organizzazione, in vista dell'ingresso in Europa, ha cambiato anche il proprio nome, giungendo a chiamarsi IES, da Federperiti Industriali a Ingegneri Industriali, simbolo di una categoria che va avanti e anzi punta ancora più in alto.